Il padiglione Venezia della Biennale deve mostrare il rilancio della città, per questo è dedicato ai giovani in particolare. I giovani trovano il senso di una storia, di una tradizione e appunto la tradizione è la protezione del fuoco, non la venerazione delle ceneri. Il lavoro e l'artigianato veneziano sono al centro e tutto è legato al tema del lusso, che ritorna filo conduttore proprio come per il carnevale, a cura del professor Zecchi. Questo è un lusso dell'anima, è un lusso che spiega l'importanza della bellezza preziosa della vita e delle cose. E come ci vuole intelligenza e cultura per spendere bene il proprio tempo libero e non buttarlo via, così bisogna avere anche intelligenza e cultura per apprezzare le cose di lusso, perché non vuol dire avere soldi per avere lusso, quella è una cosa da cafoni, quello è il lusso dei cafoni. Luxus, questo è il nome del padiglione, è un percorso in cui si intrecciano forme, simboli, oggetti d'arte in vetro, tessuto, pietre e calzature ed è stato realizzato senza alcun costo per la città. Questo padiglione non è costato niente ai cittadini veneziani, non è costato niente. Sono le aziende che hanno accettato di partecipare